Ecco, nell'azienda agricola pilota dimostrativa di Veneto Agricoltura Valle Vecchia uno spazio importante lo riveste anche la presenza delle specie arboree. Direi quasi che gli alberi fanno parte del DNA di questa azienda nel momento in cui si è deciso di farne un esempio pilota di compatibilità e di integrazione fra ambiente e agricoltura. In questi appezzamenti in particolare siamo un po' all'ultima fase di sperimentazione delle attività che noi svolgiamo di tipo forestale, intendo, in questa azienda, ovvero siamo in presenza di modelli di agroforestazione dove vengono testate soluzioni, le soluzioni anche potenzialmente più remunerative, di integrazione fra la coltivazione arborea e le rotazioni agrarie tradizionali. In questa azienda, fin dalla sua riconversione ad azienda pilota sostenibile, una ventina di anni fa, sono state realizzate un gran numero di impianti forestali. Si tratta per lo più di filari, di siepi e alberature che circondano una parte importante degli appezzamenti coltivati con finalità multiple ma con un taglio prettamente naturalistico. È chiaro che come ben sappiamo la presenza di questi filari e di queste siepi ha poi un effetto positivo in senso generale sulla protezione delle colture, in particolare in ambienti direi anche abbastanza estremi come un'azienda costiera quale questa di Valle Vecchia. In questo caso però siamo in presenza di uno step in più, ovvero quando si parla di agroforestry si parla di un'integrazione completa fra la coltura agraria e la coltura forestale. Parlo di coltura forestale, ma in agroforestry l'abbinamento fra la coltura legnosa, sarebbe meglio dire, e la coltura agraria può svilupparsi nelle maniere più disparate. È chiaro che in ogni contesto va in qualche modo elaborato un progetto e va ritagliata la soluzione tecnica migliore per quell'azienda, quelle superfici, quegli ambienti e anche quelle aspettative dell'imprenditore. Per entrare un po' nel dettaglio, qui noi vediamo due specie, una è la farnia, è un impianto giovane di 1 anno e mezzo, quindi le piante sono ancora di dimensioni limitate, una è la farnia, la quercia che in qualche modo è la specie guida dei boschi potenzialmente presenti nelle nostre pianure, e dei pioppi ibridi da produzione. Questi sono ibridi di pioppo che vengono testati in questo specifico contesto. Questo impianto fa parte di una rete di impianti sia in altre aziende di Veneto Agricoltura sia in aziende private, dove in qualche modo stiamo cercando di approfondire la possibilità e le modalità per ottimizzare la coltura del pioppo in forma lineare abbinata a una rotazione agraria. Il pioppo, come sappiamo, è probabilmente la specie da un punto di vista economico più interessante per le nostre pianure, è una specie coltivata da lungo tempo ed è la specie che potenzialmente può dare un reddito più interessante. In agroforestry, infatti, accanto agli effetti positivi in termini di accumulo di carbonio e di interazione ambientale fra la coltura agraria e la coltura forestale, la coltura arborea, noi ricerchiamo comunque un miglioramento anche sul fronte del profilo reddituale dell'azienda. È chiaro che parlando di colture arboree abbinate a colture agrarie, i conti si fanno su profili temporali più lunghi rispetto a quello dell'annata agraria. Il calcolo di convenienza di un impianto del genere si fa quindi tarandolo sul turno del pioppo e non sull'annata, diciamo, di produzione agraria. In questo specifico caso noi stiamo testando una serie di provenienze di pioppo che si sono dimostrate in altri contesti, sempre in questa azienda, un po' più resistenti dei cloni tradizionalmente utilizzati
a alcuni elementi climaticamente estremi e in particolare alla salinità del suolo. Qui noi abbiamo una risalita del cuneo salino che pure è mitigata dalle modalità con cui si gestisce la rete idrica superficiale in questa azienda, ma che in alcuni casi può essere limitante, soprattutto più che per le colture agrarie, proprio per le colture forestali, in quanto queste approfondiscono maggiormente le loro radici. È quindi interessante studiare questo aspetto e per questo il partner principale nostro è il CREA di Casale Monferrato, che ha selezionato e sta seguendo questo impianto proprio per definire dei percorsi di selezione di provenienze e di cloni di pioppo che abbiano questa specifica caratteristica, ovvero una maggior tolleranza ai suoli con un elevato contenuto salino. L'impianto in particolare è inserito in una rete, come detto, e fa il paio ad esempio con un impianto analogo strutturato nello stesso modo, realizzato dalla Scuola Sant'Anna di Pisa presso la sua azienda Avanzi, un'altra azienda sperimentale, dove noi potremo poi confrontare i dati di contesti che sono climaticamente diversi ma che presentano alcune criticità identiche. Il tema del pioppo è un tema che poi viene approfondito anche in altre aziende di Veneto Agricoltura, in particolare vorrei citare l'azienda di Sasserami, dove invece stiamo approfondendo, sempre in convenzione con il CREA di Casale Monferrato, stiamo approfondendo il test, diciamo, in agroforestry di una serie di cloni a maggior sostenibilità ambientali, cosiddetti cloni MSA, che hanno la caratteristica di essere selezionate per resistere a una serie di patologie, in particolare fungine, e quindi sono cloni che consentono una coltivazione molto più sostenibile con un limitato apporto di fitofarmaci. In quel caso l'impianto invece è impostato solo sul pioppo, quindi non c'è l'alternanza con la seconda specie. Questo vi dà la misura, con impianti così semplici da un punto di vista strutturale, però dell'elasticità dei sistemi agroforestali, perché vi posso citare ad esempio in una piccola azienda biologica può essere molto più interessante, abbiamo dei begli esempi, abbinare coltivazioni orticole con coltivazione di frutti biologici, sempre in lineare e sempre in agroforestry. Gli esempi che abbiamo visto, questo esempio in particolare, quindi l'abbinamento della quercia con il pioppo e con la rotazione colturale, in questo caso il mais, l'anno scorso era frumento, altre situazioni come quella citata di Sasserami, quindi con il solo pioppo in cloni diversi da testare, dà l'idea anche di una certa elasticità della tecnica colturale in agroforestry. Le soluzioni possono essere le più diverse, pensiamo ad esempio a una piccola azienda biologica che potrebbe abbinare coltivazioni di frutticoltura lineare biologica con invece la più classica orticoltura, piuttosto che con altre colture in rotazione. E pensiamo a soluzioni invece che da noi nella pianura padana sono meno praticate, ma quelle dell'abbinamento invece della zootecnia, quindi dell'allevamento sotto copertura arborea, situazioni molto frequenti invece nel centro-sud Italia e che possono essere estremamente interessanti laddove proprio la pressione del pascolo invece nei secoli è stata particolarmente impattante sugli ambienti di queste aree della nostra penisola. Per avere un'idea, uno spaccato non esaustivo ma comunque molto interessante delle diverse soluzioni e le diverse esperienze effettuate da aziende reali in agroforestry, è possibile andare a visitare il sito di un progetto europeo che si è concluso non da molto. Il progetto si chiama Ag4World, è un progetto di ricerca che è stato portato avanti da una serie di istituti in tutta Europa, un partenariato molto ampio che ha visto coinvolte la Francia e anche l'Italia con Veneto Agricoltura, dove è possibile ritrovare un catalogo di esperienze tradizionali in agroforestry descritto dagli agricoltori, quindi dagli imprenditori, e un altrettanto interessante elenco con schede tecniche di approfondimento invece di soluzioni innovative.
Questo per calare nella realtà delle soluzioni che fino ad oggi sono sempre state considerate di difficile gestione in rapporto alle linee dell'agricoltura moderna. L'idea invece è che la messa a punto di tecniche che ovviamente richiedono una competenza precisa, una competenza specifica di tipo agroforestale, perché se vogliamo il difetto di queste soluzioni è che il know-how richiesto è quello sia dell'agronomo sia del forestale, ma di un agronomo e di un forestale che abbia la percezione delle due discipline contestualmente, cosa che ad oggi anche nel mondo accademico non è semplice ritrovare. Una piccola parentesi, già dall'anno prossimo, e questa è una cosa piuttosto innovativa, l'Università di Padova sta avviando un corso di laurea specialistica proprio per dottori che saranno specializzati in questa disciplina dell'agroforestazione. Una cosa nuova appunto perché in qualche modo questi due mondi si sono sempre guardati con curiosità ma hanno sempre fatto molta fatica ad integrarsi. Direi per concludere che le soluzioni che stiamo testando qui ovviamente pongono anche una serie di sfide al tecnico, sia all'agronomo che al forestale. Le due linee di ricerca che stiamo portando avanti sono quelle dell'effetto positivo e negativo della presenza degli alberi sulla coltura, pensiamo solo all'ombreggiamento e alla competizione per i nutrienti e per l'acqua, e dall'altra invece la sfida per il forestale di ottenere in questo caso del legno, ma in altri casi degli altri tipi di prodotti da un contesto che non è quello della coltura specializzata. In un filare di questo tipo di pioppo ad esempio si pone un problema di scelta del clone più idoneo, che quindi si adatta meglio a crescere in un contesto isolato come questo, si pone un problema di potature da seguire in maniera molto più accorta e molto più precisa rispetto a quella di un pioppetto tradizionale e quindi ci sono una serie di sfide che vanno affrontate. L'idea è quella in qualche anno di proporre dei modelli che oltre a essere teorizzati e magari anche provati, perché sono sempre di più gli imprenditori che stanno investendo in queste soluzioni, ma che abbiano anche una solida base di tipo tecnico-scientifico su cui poi impostare i propri investimenti.